Abbiamo deciso di unirci in questa avventura di solidarietà mettendo a disposizione i nostri impianti e utilizzando le vinacce che ci sono state date quest'anno per la produzione di un alcol igienizzante per fornire alla comunità un sostegno e un aiuto in questo momento molto difficile. I nostri impianti di distillazione sono stati spinti in modo tale da poter creare un alcol di qualità che possa essere igienizzante e fornire un sostegno alla popolazione in questo periodo difficile. Le vinacce dei produttori che hanno aderito a questo progetto vengono prelevate, vengono distillate, viene immesso del vapore e quindi la sostanza alcolica comincia a concentrarsi. Abbiamo così prelevato la parte più concentrata di quest'alcol fino a una concentrazione alcolica di circa 94 gradi per poi portarlo a volume e quindi diluirlo con dell'acqua in modo tale da poter portare all'interno della gradazione consigliata dall'OMS per la disinfezione delle superfici. L'alcol viene imbottigliato dal nostro personale in modo tale da poterlo fornire così alla protezione civile. Questo è un esempio di come i veneti rispondono quando ci sono le emergenze, non solo. Qui stiamo parlando di un prodotto che ha coinvolto per ora 26 aziende del territorio, ma se ne stanno aggiungendo continuamente altre. È un esempio di tutte le donazioni che sono arrivate e ricordiamo che abbiamo superato le decine e decine di milioni di euro in questi mesi per l'emergenza Covid, ma così è stato per l'emergenza Vaia, eccetera. Quindi aziende e cittadini si mettono insieme per solidarietà per i veneti quando ci sono emergenze e non solo. Questo credo sia un grande esempio di civiltà che il popolo veneto continua a dare ogni volta che ce n'è la necessità e c'è bisogno.